Abbiamo qui con noi il dottor Savino Zaccaria, sono il responsabile marketing. Sì, il responsabile marketing dell'azienda in questo caso, quindi sono qui insieme al dottore, all'ingegnere Raffaele Fasano, capo progetto di questa tecnologia e non solo, ma di tutto ciò che noi produciamo aziendalmente all'interno, quindi ciò che noi vediamo e in questo momento parliamo è frutto proprio da un punto di vista concreto della produzione diretta. Produciamo sia il software che l'hardware. Di cosa parliamo in effetti? Questa stazione di rilevamento dati che voi vedete usa e sfrutta tecnologie innovative per acquisire dei dati non solo atmosferici, infatti noi la chiamiamo stazione di rilevamento dati, che è la parte superiore che noi adesso stiamo vedendo, ma nel contempo abbiamo i sensori nel terreno, come noi possiamo vedere, che sono sensori che permettono, almeno da un punto di vista pratico, di trasmettere intanto temperatura, umidità, pH, conducibilità del terreno, tutto ciò che è necessario per fare un'analisi obiettiva e oggettiva di quello che sta succedendo in campo. Quindi i punti di forza della tecnologia sono innanzitutto che non usiamo normalmente piattaforme telefoniche per la trasmissione dei dati, abbiamo questa nuova tecnologia che ci permette al 90% del territorio, non solo in Italia, in Europa, ma in tutto il mondo, di poter trasmettere su un iCloud i nostri dati. L'altro punto di forza in concreto è il discorso del rilevamento dei dati che viene supportato da un portale o un device, quindi un telefono o sul computer, laddove in maniera easy, facile, abbiamo la possibilità per gli addetti al settore, chiunque abbia la responsabilità del campo, possano essere agronomi, tecnici di campo o gli stessi proprietari terrieri, di poter visionare all'unisono in maniera pratica, immediata, con un semplice clic, la sommatoria dei dati e quali sono le problematiche e gli stress che eventualmente vengono, parlo da un punto di vista del terreno, rilevati. Questa tecnologia aiuta tantissimo come supporto alle decisioni di chi ha la responsabilità, non sostituisce l'uomo ma facilita il compito dell'uomo e in questo caso degli agronomi e di coloro che sono interessati. Una domanda. Prego. Una centralina meteorologica può avere, diciamo, un'area di competenza abbastanza vasta, cioè Sì. ne metto una e so l'andamento meteorologico di qualche decina di ettari o anche centinaio. Invece le sonde del terreno no. Come risolvete questo fatto? Noi risolviamo in una maniera estremamente semplice. La tecnologia ci consente di trasmettere per ogni stazione di rilevamento dato direttamente i dati sul cloud. Quando il terreno ha natura diversa, si parte dall'analisi del terreno per capire di che cosa stiamo parlando, se è argilloso, sabbioso, se è pietroso e quant'altro, la stazione meteo principale rileva da un punto di vista atmosferico a 360 gradi una vasta area, ma da un punto di vista dei sensori del terreno andiamo a personalizzarli con una stazione che noi chiamiamo simpaticamente Sentinel, che permette di analisi del terreno nel posto dove si trova. In pratica, se un proprietario terriero, anche sparso in Italia, diverse proprietà, per ogni tipo di proprietà, per ogni terreno abbiamo la possibilità di sapere i dati specifici di quella particella o di quell'otto. Perfetto, perfetto. E quindi diciamo che l'agricoltore alla fine che deve prendere la decisione si collega a internet, diciamo, entra in un sito e lì ha un suo spazio dove trova i suoi dati. È uno spazio dedicato, personalizzato a chi acquista la tecnologia, dove trova non solo la geolocalizzazione del suo dato, ma permette di poter vedere in maniera proprio precisa tutto ciò che sono i dati di rilevamento, perché noi trasmettiamo ogni mezz'ora con l'ausilio di una tecnologia anche per quanto riguarda l'alimentazione. Ecco, esattamente, questo è un altro aspetto, siamo in campagna, non è che arriva l'elettricità, andare a cambiare le batterie è una noia, come avete risolto il problema? Non abbiamo bisogno di batterie grandi, non abbiamo bisogno di pannelli solari, non abbiamo bisogno di corrente elettrica, la nostra tecnologia si basa, è innovativa anche per questo motivo, usiamo una piccola
pila stilo che permette al litio di trasmettere per 8-9 mesi, 24 ore su 24, i dati di rilevamento ogni mezz'ora. Praticamente manda il segnale, tutti i dati, si spegne e si riaccende ogni mezz'ora. Questo è proprio un concetto molto utile, perché sappiamo che ogni volta usiamo energie alternative ci mettiamo a rischio anche di intemperie. Ovviamente. Certo. Ecco, allora direi esaustivo, ringraziamo Netra e quindi procediamo con la nostra carrellata. Grazie ancora. Devo solo presentarvi Ecco. l'ingegnere Raffaele Fasano. Assolutamente, sì, che poi è stato, ecco, mi perdoni. No, due parole soltanto per dire che noi, l'oggetto principale della nostra attività è quello delle reti IoT. Cioè praticamente noi questa tecnologia l'abbiamo adottata non soltanto per il campo dell'agricoltura, ma anche per tanti altri settori che sono anche utilizzabili nel campo dell'agricoltura. Abbiamo un sistema di trackeraggio, per cui se uno ha un trattore e vuol sapere la posizione del proprio trattore, abbiamo un sistema che può indicare esattamente dove si trova il trattore. Se uno ha in campo una cisterna contenente gasolio o acqua e vuole sapere quando il livello di questa cisterna ha superato un certo limite, abbiamo delle tecnologie che permettono praticamente in tutti i settori di essere di supporto all'industria, all'agricoltura, al mondo in cui stiamo vivendo. Bene.